fase di maturità che mi permette di alzare il livello del proprio gioco. Eccolo che riceve. Liberati. Alessio Peroni va da Christian. Prova a puntare, va sul mancino. Primo intervento della partita di Simone Ambrogi che mette direttamente in corner estremo difensore Mattia Bardoscia. Vitigno col sinistro, eccolo la gol del vantaggio a sorpresa per la Mirafin. Gli sviluppi del corner, pallone che è passato in mezzo a qualche maglia. Sorpreso Bardoscia, 1-0 per la Mirafin dopo 9 minuti nel primo tempo, ha segnato Vitigno. Non l'è perso e recuperato dal Castelfontana con Conti. Guancioni, la sponda per Peroni, poi il destro micidiale da parte di Conti, la risposta di Ambrogi, grande intervento qui del portiere della Mirafin. Servire Peroni, sovrappone Bielosov, eccolo il servizio per lui, il sinistro di Bielosov, poi Peroni col mancino. 28esimo centro stagionale per Christian Peroni. E allora il Real Castelfontana trova il pareggio a 5 minuti e 27 dalla fine del primo tempo. Non è bastata la parata di Ambrogi. Troppo facile, un rigore in movimento per Christian Peroni che sfonda la porta col mancino e pareggia 1-1. Mazzarroppi, un gran pallone quello di Evandro, toccato leggermente, non è riuscito ad arrivare al compagno. Peroni a puntare Evandro. Martinozzi contro Lopez come sempre. Peroni, tutto lì il quartetto di movimento rossonero, qui pallone per Liberati, grande azione con l'uscita di Ambrogi che salva il risultato momentaneamente. Evandro lungo per Paolucci, torna all'indietro, pallone errato per servire Martinozzi, fa puntare Lopez, vuole andare sul destro, si apre anche Peroni, tocco in mezzo. Occasionissima per il vantaggio del Castelfontana con Alessio Peroni sul servizio di Christian, si divora il gol nel 2-1 ad 1 minuto dalla fine del primo tempo. E allora Evandro lascia il pallone agli arbitri, finisce qui il primo tempo tra Real Castelfontana e Mirafin, è 1-1. Alessio Peroni. Christian Peroni dentro per Martinozzi, tocco fare la sponda per Liberati. Christian Peroni, Liberati, tocco alto per Martinozzi, si gira bene Martinozzi, vuole calciare, riesce a farlo, il tocco da parte di Ambrogi che in qualche modo si salva. Invece con 92, 10 anni di differenza, si vedono in campo in questi tipi di situazioni. E allora punizione molto invitante per la Mirafin, ancora il sinistro di Falcetta o Vitigno, il sinistro che ha sbloccato il match. Fischia l'arbitro, rincorsa col sinistro, la parata da parte di Bardoscia. Ancora Martinozzi a calciare, ancora corner. Secondo tempo che sembra essere partito con la stessa intensità del primo. Eccolo lo schema che riesce stavolta Martinozzi al posto giusto. Peroni con il tacco, se l'è ritrovata lì in qualche modo. Solamente corner però. Martinozzi, anticipato da Lopez. Martinozzi, tocco morbido di Martinozzi. 18esimo centro stagionale per Martinozzi e vale il sorpasso sulla Mirafin. È 2-1. Ancora il strapotere fisico del pivot maglia numero 8 che protegge il pallone su Lopez e con lo scavetto morbido fa 2-1.
Hanout, gran controllo, sterzata, Hanout col sinistro, se l'è divorato per il 3-1 del Castelfontana direttamente dalle mani di Bardos. Era partito il pallone con il braccio il giocatore della Mirafin, poi Martinozzi dall'altro lato, Hanout! Il gol del 3-1, questa volta arriva con un contropiede magistrale del Real Castelfontana. Con il gol da parte di Karim Usama Hanout, 3-1 dopo 10 minuti del secondo tempo. Pronto a rimettere Bardoscia. Hanout da Bielousov, Peroni adesso vuole giocare un po' con il cronometro, gestire il possesso la squadra rossonera. Martinozzi, passa Martinozzi con un numero, Martinozzi col destro, la parata da parte di Ambrogi, vicinissimo alla doppietta dal 4-1, arriva anche un giallo per Lopez per proteste. Lancio per nessuno da parte di Bardoscia, già in contropiede Evandro, Di Cicco vuole andare a calciare, lo chiude bene Conti, allora la possibilità di 3 contro 1 a destra Conti, dall'altra parte Peroni, la risposta di Ambrogi, poi il tocco regolare di Vitigno. Allora adesso il contropiede è per la Mirafin con Evandro, apertura per Vitigno, ancora Evandro, porta vuota, non riesce a segnare la Mirafin, occasionissima da una parte e dall'altra. Martinozzi a sinistra da Peroni, Liberati nel contro De Cicco, Martinozzi, tocco ancora per Liberati, Liberati col destro, l'assist di Martinozzi, il gol del capitano è 4-1 per il Real Castelfontana, colpo che forse può valere il KO quando mancano 6 minuti al termine della gara. Conti, arriva il pallone che gestisce da Alessio Peroni, Cristian scambia ancora, 2 che si chiude, parte Peroni a sinistra, Martinozzi! Martinozzi! È la sua gara, è la sua partita, è la sua giornata. 5-1 Real Castelfontana, battuto Ambrogi. Forse è notte fonda per la Mirafin. Sbagliato di Paolucci, Evandro deve retrocedere di qualche metro la sua posizione per raccogliere la sfera e andare da Ciciotti. Dentro il pallone per Paolucci, ancora Evandro, si disturba con Ciciotti qui. Bella, bellissima azione della Mirafin, tutto di prima, che poi non ha trovato l'ultimo tassello per andare a calciare. Evandro, spazio, Ciciotti, sinistro, Bardoscia, Mazzaropi. In qualche modo si salva il Castelfontana. Visto che manca un secondo e Bardoscia manda il pallone più lontano possibile, finisce qui, vince il Real Castelfontana 5-1 contro la Mirafin in questa 21esima giornata, e alla prossima ci sarà lo scontro diretto contro il Città di Anzio, lo scontro che varrà veramente tutto per questo finale di stagione. Un grazie da parte di Luca Giannuzzo di Live Sport Academy per Calcio a 5 Live. Allora siamo con Danilo Martinozzi, man of the match a mio avviso di questa bellissima gara contro la Mirafin. 5 un risultato finale per voi, una vittoria importantissima visto lo scontro diretto alla prossima contro il Città di Anzio. Intanto ti chiedo un piccolo commento sul match. È stata una partita molto dura perché alla fine affrontavamo una squadra che all'inizio del campionato partiva per vincere il campionato o per stare per le prime posizioni, infatti era la quinta. E prima per finire 1-1, poi alla lunga siamo usciti fuori e penso che ce lo siamo meritati. Adesso ci riposiamo perché ho saputo pure il risultato di Anzio Grande Impero, mi hanno detto che ha vinto l'Anzio e quindi ci godiamo questa settimana. Sicuramente una stagione importante per te, se non sbaglio 18esimo e 19esimo gol, può essere in stagione? 21? Forse no, 21? 21, sono arrivato a 21. Forse 21. E comunque è una stagione veramente straordinaria la tua, come quella del Castelfontana che punta direttamente a salire. Per me è stata una stagione fantastica, comunque siamo partiti come outsider, comunque neopromossa, nessuno si aspettava nulla, la società mi ha detto toccava cercare una salvezza tranquilla, invece adesso ci troviamo lassù, penso che ce lo meritiamo
partita dopo partita abbiamo fatto vedere quanto valiamo. Per me sono contento per la squadra, i gol poi vengono, so 21 ma ne faccio anche fare, l'importante è vincere, per me è quello. Allora un grazie ancora, un in Buona bocca al serata. lupo per la prossima. Grazie.